Il video del Sabessante fa anche degli auguri per la Pasqua. Sabato con il giro dei sepolcri, cosiddetto giro dei sepolcri, perché i sepolcri sono i luoghi in ogni chiesa dove viene riposta l'Eucaristia, dalla messa in cena Domini fino alla veglia di Resurrezione. E come già avviene da un po' di anni, Paderno Dugnano o tutte le parrocchie o qualcuna si organizza per questo giro in bicicletta anche con diversi ragazzi, famiglie. Stamattina, ecco qua, siamo partiti dal villaggio ambrosiano, parrocchia Sacra Famiglia, con Don Nazareno, con Don Nicolò e Don Luca, i due diaconi prossimi al sacerdozio, una cinquantina di persone. Poi siamo arrivati a Paderno, anche qui un momento di sosta nella chiesa parrocchiale. Poi ad Ugnano, dove appunto c'era, vediamo, c'è Don Nicolò che sta un po' conducendo la preghiera, e lui diventerà prete appunto di là. In fondo si vede anche Don Luca, saranno fra i nuovi ordinati a giugno, e oggi anche, stasera anche durante la veglia pasquale, ha letto il Vangelo nella veglia della comunità San Paolo VI. E là si vede l'altare del crocifisso con il diorama che ho già presentato in un altro video, quindi chi volesse può andare a vedere il video relativo. Ecco, qui sono appunto ragazzi e famiglie che hanno partecipato. Ma come abbiamo girato? Siamo andati in bicicletta, eccoli qua i ciclisti, i bravi ciclisti, grandi e piccoli. Da lì, attraverso il parco Cavannollo, siamo arrivati anche a Calderara, e questa è la chiesa di Calderara. Dopodiché, ripercorso il parco, siamo andati in Cirano, e dopo in Cirano Palazzolo, e dopo sono andato in Depermia Cassinamata, e qui fa fede la bicicletta, testimone del giro.